La cosa è troppo ufficiale. Prossimo giro... vabbè. Bottas mi ha proprio massacrato. Mamma mia, fiori, le gomme sono andate, almeno c'è un po' di emozioni sto Gran Premio. Eccola là. Niente, è proprio impossibile stare con le gomme così. Ho fatto l'esperimento di sta gara che tanto ormai è persa. Male, male, male. Anche Maldonado mi supera. Mi superano tutti. Ah! Scusa di resta. È andata ragazzi. Dai, fatemi andare ai box almeno. Mamma mia ragazzi, le gomme sono finite. Che bello. Adesso la supererò comunque. Vai, prendi la scia. Il pazzo, come il pazzo senza gomme. Ma mai viste le gomme così rosse, ragazzi? Vabbè, abbiamo capito che sono stati... Oh, cioè, come ha fatto Hamilton, mamma mia, nel 2007. Ok. Mamma mia, che disastro. Scusate, ragazzi. Eccoci qua. Bello. Ok, adesso divertiamoci sti ultimi giri, mamma mia. Niente, è andata male, dobbiamo riflettere molto sulla penalità che ho preso. E chiaramente cercare nelle prossime gare di fare punti, perché sennò il primo posto si allontana. Che bello, sono 16esimo e... Che bello, che bello. Comunque gara proprio noiosa anche per questo, insomma, c'erano dei tagli chiaramente. Proprio perché non voglio comunque annoiare, è stata una gara con pochi colpi di scena. Ciao Chilton. Andiamo di miscela normale finalmente. 15esimi siamo. Quindicesimo posto. No, non va dei box vecchi ormai. Ah, Dio mio. 14 secondi da Verne, bene. Molto bene. Tutto regolare. Speriamo in un'altra sosta ai box da parte delle altre, magari. Col fatto che ho 13 secondi potrei recuperare qualche posizione, vediamo. Vediamo com'è stata la mia strategia pazza, che se ormai è stata più una strategia, è stata un esperimento per capire
Se si può guidare con le gomme così, proprio no ragazzi, proprio non si può. Altro giro andato. 1.39, 8. Perché sono con meno carburante, quindi è normale, però... Oh, qua sono i doppiati adesso. Vai! Vettel il primo, maledetto. Maledetto Seba. Addirittura doppiato. E vabbè. Pazienza ragazzi. Che gran premio ragazzi, che gran premio. Cina, amara Cina. Che bello vedere il Bibitaro primo, che bello. Ma cerchiamo di finire presto sta gara e concentriamoci subito sul Bahrain. Tappa fondamentale. Devo assolutamente fare i punti in Bahrain. Gara infinita ormai. Potevo tranquillamente arrivare quinto o sesto. Dopo una beffa. Classico e puro beffone comendiano. Ma basta con sto pitting slap. Ok, sto anche recuperando da Verni, eh. Si vede che le gomme dure. Perché l'hanno fatto morbide, dure. Dure. Due giri alla fine. Niente. Purtroppo non arrivano punti. Molto triste Rosbiff. Gara andata così. Pazienza. Bastava non prendere quella penalità. Che fastidio, madonna. Proprio un fastidio incredibile.
basta ormai, perso anche la ho guadagnato, vedi il discorso. Se non beccavo la penalità facevo soste tranquille, regolari. E porca trota. Proviamo l'ultimo giro veloce, non riusciamo a fare un bel giro. Va a vincere, ah no, è finita, va a vincere Vettel. Male per Rosberg, è andata male ragazzi, non siamo andati a punti, però per la prossima gara prometto assolutamente punti, perché sennò ci cominciamo ad allontanare dalle prime posizioni. Vediamo un po' i ritirati. Vince Vettel, Raikkonen secondo, Webber terzo, Massa, Perez, Grosjean, Hülkenberg, Gutierrez, Ricciardo, Sottil. Fuori, Alonso, Button, Hamilton, mamma mia, 3 big. Ok, classifica piloti. Siamo sesti a 22 punti contro i 55 di Webber e i 51 di Raikkonen. Loro sono abbastanza lontani, 33 punti. Costruttori, siamo quarti a 36 punti. L'Infinity Red Bull Racing in fuga. Raga, un saluto dal Cumendone, Rosbifiniano, veneziano. Cumenda veneziano, Cumenda veneziano, Cumenda veneziano, lo youtubers italiano. Cumenda veneziano, Cumenda veneziano, Cumenda veneziano, lo youtubers italiano.